Vabbè, ho urlato, stava segnando Alvarez, ma ho urlato perché Messi... Allora, dobbiamo riconnetterci perché sono mancato da un po' di ore, basta che manco un giorno mi sento in colpa, lo sapete. Novità, Allegri, mercato, ha parlato Fabrizio Romano, quindi lo ascoltiamo, ci riconnettiamo su tutte le cose mentre Messi fa la storia. Permettetemi sta parentesi perché mi ero messo già la maglietta a prescindere da questo secondo gol, perché il primo lui lo fa in risposta al suo errore sul rigore, proprio la risposta dei campioni, no? Può capitare la giornata anche ai più grandi, capita la giornata storta, nemmeno la parata del portiere lo sbaglia lui, è una cosa incredibile per un giocatore di quella qualità, e poi risponde facendo un gol dei suoi, mettendo in contropiede, prendendo in controtempo il portiere. Questo gol qua, il secondo, è ancora più incredibile perché a parte che lo costruisce lui dando una palla ad Alvarez incredibile con i contagiri, ed è incredibile come Julian da solo a tu per tu col portiere temporeggi un pochino, quasi pietrificato dalla possibilità. Il portiere glielo ribatte, la palla ritorna indietro, ritorna a Messi, scarta 5 o 6 di loro e viene ribattuto il primo tiro. Ma oltre alla qualità ci aggiungi la garra, la voglia, la determinazione, arriva sul pallone quasi in scivolata col sinistro per fare il 18° gol al mondiale, superando quindi Klose di 2 gol. Rispondessero tutti gli altri campioni, perché questa è veramente roba storica. Ma vi chiedo un like per Messi, se vi va, senza mettere Maradona in mezzo. Godiamoci quelli che abbiamo in un calcio che cambia e cambia in continuazione, e godiamoci le storie che abbiamo. Quindi un like per Lionel, o Lionel, forse è meglio Lionel. Ascoltiamo Fabrizio Romano che parla un po' di tutte le cose. Io questa storia dei portieri capiamo. Ma per loro intanto si pensa al campo, perché poi al rientro bisognerà parlare con Max Allegri, con la dirigenza del Napoli, chiarirsi. Sappiamo che anche il presidente De Laurentiis nelle scorse settimane ha fatto delle dichiarazioni in cui ha fatto capire che ci sarà qualcosa da chiarire tra Lukaku, De Bruyne, dopo quello che entrambi i giocatori hanno detto in vista della nuova stagione. Quindi adesso la testa di entrambi è assolutamente al mondiale, ma appena dopo si parlerà con Allegri per capire se possono restare, con quali condizioni. Insomma, bisogna ancora tracciare una linea per il loro futuro. Quindi al momento non ci sono trattative in corso per la loro uscita, ma chiaramente questo confronto con Allegri sarà importante. Intanto il Napoli pensa ai propri acquisti. Adesso vediamo i nuovi acquisti. Ovviamente dobbiamo citarla sta storia perché il Belgio è una delle grandi delusioni di questo mondiale finora. Io non ho visto la partita, ho solo letto tabellini e cose varie, commenti vari. Insomma, Lukaku che ha ammonito subito, poi dopo non ne becca una. Quello che ho letto, poi nei commenti mi potete dire no, ti hanno detto una cosa sbagliata. E su De Bruyne le solite cose, insomma, un bellissimo stop dove aveva messo una palla in mezzo da vero numero 10, e lì poi non sono riusciti a segnare i belgici, però Garcia, cioè si danno facilmente anche le responsabilità a Garcia di questa situazione, perché devi fare in qualche modo, devi fare qualcosa in più con quella squadra e con quella qualità. Però stiamo vedendo che alla fine ci sono molti upset in questo mondiale, squadre piccole se la giocano, non si creano problemi, perché anche segnare un gol o anche rimanere con la porta inviolata o anche fare un punticino si entra nella storia del proprio paese quando i paesi sono piccoli. Quindi questa è la situazione. E degli altri giocatori del Napoli, molto molto male purtroppo Olivera, un retropassaggio sanguinosissimo, alto, con Muslera che esce praticamente a centrocampo, insomma non bene anche l'Uruguay di Bielsa. E chi ci arriva? C'è Lang, ma Lang che fa pochi minuti in un'Olanda che comunque sta carburando, e Scott che adesso è chiamato insomma a fare qua col Brasile. Vabbè, vedremo con molta calma. Su Scott ho sentito qualcuno che parlava, ma se ti chiedessero lo scambio con Nico Paz, che cosa fai, che cosa non fai? Amici bellini, Andrea Marinozzi, grazie infinite. A te, a presto. Sono cose che poi toccano anche il cuore. È chiaro che a livello di raziocinio ti prendi un giocatore talentuoso, giovane, che rappresenta il futuro del calcio, rispetto a uno che
il meglio lo ha dato con noi e che può continuare ad alti livelli per molto tempo. Per me McTominay è il futuro capitano, deve essere il futuro capitano, però scambio ti fa ragionare, è una di quelle cose che ti fanno ragionare. Per quanto riguarda gli altri acquisti, le altre trattative, a partire dalla porta, perché potrebbero esserci novità in porta. Vanja Milinkovic-Savic, preso un anno fa, per Allegri in questo momento non è il preferito, e allora il Napoli potrebbe cambiare portiere, una delle idee è Guglielmo Vicario dal Tottenham che può andare via, quindi attenzione a questo possibile scenario. E poi sicuramente ci sarà da attivarsi su altre posizioni, il terzino destro, lì il Napoli sta trattando Khalili dell'Union Saint-Gilloise, ed è un Napoli che farà sicuramente altre cose. Abbiamo parlato di Mario Hila, c'è l'accordo col giocatore e continueranno i contatti con la Lazio per cercare di sbloccare l'operazione. Allora, per quanto riguarda i portieri, io continuo a essere un po' sorpreso da tutta questa situazione. Per me ci può stare che un allenatore preferisca un portiere titolare e un secondo e un terzo di categoria inferiore, insomma, perché è una scelta sui portieri. Voglio quello là che non deve essere disturbato da un secondo portiere bravo. Quindi se ne lasci partire uno, ti resterebbe l'altro, almeno che non partano tutti e due. Per quanto riguarda Vicario, io ho letto proprio che la Juventus, avendo non difficoltà, hanno avuto difficoltà con Alisson Becker, Dibu Martinez è difficile da prendere, e adesso è uscita la notizia che Spalletti vorrebbe Meret perché Vicario è difficile, però tu prendi Vicario solo se vendi Meret. Quindi che cos'è questo giro? Perché il Napoli-Juventus, lo Juve-Napoli continua ad allargarsi con incastri pazzeschi tra allenatori, tra giocatori? È una roba un po' strana. Poi ho fatto insomma una mini ricerca sui numeri poi di Vicario. Prendiamo lo scavetto un attimo, perché con molta calma, io poi uno come Allegri che, spostiamoci un secondo, uno come Allegri che gioca anche con la palla lunga magari sulla punta, che se gioca difensivo e vuole ripartire, secondo me uno come Savic che c'ha la gittata potrebbe far comodo, non ho capito perché. Vabbè, vediamo. Vicario, allora ovviamente parliamo di 29 anni e 29 anni anche Meret, quindi non è che c'è un cambio sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda le liste, noi siamo pieni di italiani, quindi levi Meret, metti Vicario, non cambia niente. Levi Savic e metti Vicario, non cambia niente, quindi sotto questo punto di vista non ha senso. Come valore, qua portano Vicario a 17 e Savic a 18, che abbiamo pagato 20. Se ci metti Meret, il valore di Meret è sceso a 7, Vicario è un po' più alto di Meret, Savic è più alto anche di Vicario. Minuti giocati, ovviamente per Meret è più difficile perché ha giocato molto meno fare il paragone, e secondo me non va fatto nemmeno il paragone dei gol subiti, perché là è anche spesso responsabilità della squadra, e sappiamo che insomma il Tottenham ha avuto una stagione difficile. Più che altro possiamo vedere i passaggi precisi, lì ci può essere la responsabilità o il valore di un portiere. Per Vicario 23.2 per il 67%, più preciso Meret con 27.7, 84%. Poi è chiaro, se fai il passaggio più difficile, come spesso Savic prova a fare, vediamo se le percentuali si abbassano. E infatti si abbassano un pochino, 72%, comunque superiore a Vicario. Quindi sotto questo punto di vista, palle lunghe precise, Vicario 31%, Savic 33%, anche sulle palle lunghe ovviamente tu la lanci, poi deve essere bravo anche chi la riceve a prenderla, a metterla a terra, perché sennò non risulta precise. 5.1 a partita di media, 33%. Vediamo Meret, 4.1 a partita, 46%, quindi una percentuale più alta con meno, un tiro in meno lungo, quindi si fa preferire Meret in questo caso. Possesso perso, quando il portiere si prende dei rischi. 11.6 Vicario, 5 Meret, e Vanja arriva a 10, quindi vedi, quando poi ti prendi magari un rischio, fai un passaggio in avanti pochino dove cerchi il centrocampista, ti prendi dei rischi. Io non la capisco questa operazione, onestamente. Ripeto una cosa che ho detto qualche video fa, a beneficio di chi magari è comparso adesso sul canale. Benvenuto, potete iscrivervi al canale con fiducia, cercheremo di stare dietro a quest'estate caldissima del Napoli sul mercato. Se Meret deve andare via perché sono successi anche casini nello spogliatoio e non ti convince più, tanto meglio che ci fai tutta plusvalenza.
se ci sono delle offerte, capisco mandar via Meret e te ne prendi un altro, oppure mandi via Meret e dai la titolarità a Milinkovic-Savic, e dietro Milinkovic-Savic continui, Turi, Ferrante, avrebbe senso anche qui. Milinkovic-Savic una metà l'avrai ammortizzata, quindi se ti danno 12-14 milioni comunque stai a posto. Reinvestirli, perché non penso che Vicario te lo regalano, quindi reinvestire quella cifra su un altro portiere, a quel punto rimarrei con Meret. Non capisco tutto questo fermento sui portieri, ed è una cosa che secondo me, se ci muoviamo a presentare Allegri, perché sto leggendo insomma che la firma dovrebbe arrivare mercoledì, poi ho letto anche la presentazione forse si farà direttamente a Di Maro, quindi non abbiamo possibilità di fare una conferenza, di sentire cosa ne pensa su alcune cose. Poi lo sappiamo che in conferenza fanno sempre 0-0 e dicono adesso li devo valutare, devo vedere, ma lui un'idea ce l'avrà già. Poi la puoi cambiare se li vedi all'opera e non fanno quello che ti dicono, ma un'idea ce l'avrà già. Quindi questo è per quanto riguarda i portieri. Per Chila siamo alle solite, insomma, bisogna solo sfruttare il fatto che magari la Lazio avrebbe piacere a mettere a bilancio prima del 30 giugno un minimo di incasso per poter poi fare mercato. La situazione strana con Real Madrid di mezzo, se ci metti dentro Lucca, per me continua a essere strana. Capiremo secondo me a breve, nel giro di questa settimana capiremo. E per quanto riguarda il terzino, io me lo spiego con un solo motivo. Dormire. Sembra quasi che sei poco. Allora, che Kwanlu è diventato over, perché noi siamo andati appresso a Kwanlu per tutta la stagione l'anno scorso, non è più un under, mentre l'altro terzino, che visto che ho un po' di difficoltà, la polemica io la sto seguendo, non mi sottraggo, però ne dobbiamo parlare per bene a cose fatte, perché so già che Napoli è molto schierata e io sono con Napoli schierata, si sia chiaro, però devo essere molto preciso sui social per una questione importante mia personale di dove abito, e quindi chi mi contatta in privato, chi nel gruppo Telegram con gli abbonati già sanno di cosa sto parlando e perché va affrontata per bene la situazione. Se chiedete a me, esistono molti calciatori nel mondo e non è detto che tu debba andare solo su un solo profilo, però è un calciatore che sicuramente è interessante, i numeri sono dalla sua parte ed è un under, quindi non ti occuperebbe posto nella lista. Ecco perché, aggiunto con quello che si porta dietro come problematica social, oltre che socio-politica, questo probabilmente rende il suo valore un po' più basso, perché poi devi vedere quali squadre si accollano una problematica del genere. Ed è un discorso che abbiamo fatto in passato per Greenwood, ne abbiamo parlato per Marcus Thuram, ne abbiamo parlato per Josep Martinez, per Solet, per Gudmundsson, insomma tutta una serie di giocatori che poi è difficile che si muovano subito quando ci sono delle problematiche pendenti, e questo è una di queste. Ecco perché, insomma, piano piano vediamo se si potesse fare qualcos'altro, sarebbe meglio per me. In conclusione, al di là di Doku, che secondo me giustamente ha raggiunto la moglie per assistere alla nascita figlio o della figlia, non lo so, polemica anche là inutile, assurdo, mamma mia, a volte potremmo anche evitare di mettere becco su qualsiasi cosa. Saranno pure fatti loro, no? Cosa vogliono decidere in accordo con le società, con le federazioni. Niente, vabbè. De Laurentiis da Los Angeles, che aveva visto la partita del Belgio, ha detto le solite cose e chiede all'allenatore di essere umile, bravo, insomma niente di che, inutile fare un video sulle parole di De Laurentiis, anche perché poi ha detto a San Pedro ci sono 30.000 napoletani. San Pedro è un quartiere di Los Angeles di 80.000 persone, quindi non diciamo numeri a casaccio che poi non possono essere veri. Lasciamo perdere. Però una cosa me l'ha fatta capire: ribadisce che per lui adesso l'impegno principale sarà centro sportivo e stadio. Si continuano a fare nomi a casaccio, di zone a casaccio, e non si vede l'ombra di una prima pietra, però lui ha la consapevolezza che è quello che deve fare, ed ecco perché secondo me si affida a un allenatore fatto e finito,
Speriamo non sia solo finito. Non a uno che avresti dovuto difendere, che avresti dovuto shieldare da una serie di polemiche, perché Allegri si shielda da solo. Quindi secondo me questa è la situazione. Allegri si occuperà dell'area tecnica insieme a Mann, la stagione va come va, sperando di non avere un crollo come è successo con il Milan e quindi di poter blindare questo quarto posto, che è quello che interessa, insomma alle società, perché poi ai tifosi interesserebbe anche lottare per vincere, ma questo è un altro paio di maniche. Mentre De Laurentiis si deve concentrare su quell'altra roba là. Se non vende deve crescere, e se deve crescere per dare anche se non vende la società resta ai figli, capiamoci, e quindi devi dare un Napoli che può crescere nel futuro, perché De Laurentiis ha 77 anni e dobbiamo capire il futuro cosa ci riserva. Senza centro sportivo, senza stadio, una società è destinata a dover richiedere il miracolo ogni volta, perché la crescita è bloccata da un fatturato che non può crescere oltre quei limiti. Ecco tutto, me la spiego facile onestamente. Anche la scelta di Allegri, che è una scelta che a me continua a non piacere, e più passa il tempo senza annunciarlo, più noi dobbiamo fare delle ipotesi su quelle che potrebbero essere le scelte tattiche, i giocatori che gli piacciono, che non gli piacciono. Più passa il tempo, più mi ammoscio. Vorrei ritrovare entusiasmo, magari dice una frase che mi colpisce. Non ci credo. Mi sto cercando di attaccare a tutto per affrontare questa stagione in un certo modo. Il mercato potrebbe essere una di quelle cose che ti dà quella scintilla, quella voglia di andarteli a vedere, di capire se hai indovinato un grande acquisto, e dobbiamo aspettare questo. Però, avendo noi 46 giocatori in rosa, se esce poi la notizia che Napoli deve prima vendere per comprare, io ci credo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, Messi alieno.